Il Follonia che alla fine batte 4-2 il Giovinazzo. Sergio Silva però una partita tiratissima, risolta nel finale, anche se uno contava le occasioni erano veramente tantissime. Penso che abbiamo fatto tutto noi. Noi abbiamo giocato, abbiamo provato a giocare, abbiamo tirato e poi c'è stata un'altra squadra che si è difeso come ha potuto e ha cercato di colpirci con qualche errore nostro, l'abbiamo commessi pochissimi, siamo stati colpiti in quei pochi che abbiamo commesso, ma i ragazzi comunque hanno lottato, non hanno mai mollato e alla fine penso che è una vittoria assolutamente giusta. Abbiamo fatto tutto noi per poter vincere questa partita, erano 3 punti che le volevamo perché erano molto molto importanti, l'abbiamo ottenuti, siamo contenti. Prossimo match non sarà di campionato ma è di Coppa contro una squadra che dovresti conoscere bene, i portoghesi del Murces in World Skate Europe. Sì, è una competizione che noi vogliamo arrivare fino in fondo, abbiamo questo obiettivo ben chiaro, un'eliminatoria 2 partite, quindi sabato qui a casa nostra e poi c'è il ritorno a casa loro. Vanno rispettati perché è una squadra portoghese che fa quel campionato lì, è abituata anche ad alta intensità, una squadra che è stata capace magari di tante cose buone e qualcune meno buone. In 2 settimane ho visto che ha vinto 8-3 in casa col Barcelos e poi una settimana prima o dopo ha perso per la Coppa Europea a Diesbach di 4 gol. Volendo andare avanti come noi vogliamo, è una partita da vincere, spero che i ragazzi siano un po' meglio sulla fase conclusiva, l'ultimo passaggio, l'ultima conclusione un po' meglio di oggi, perché non si può creare così tanto per poi raccogliere così poco, ma io sono molto fiducioso, mi fido molto di quello che loro fanno, perché poi alla fine anche oggi hanno dato tutto, quindi speriamo di andare avanti perché è un nostro obiettivo.